Villa dalla Zonca. L'impianto iniziale è quattrocentesco, poi sviluppata nel 1700. È la classica villa veneta, proprio quando a un certo punto i nobili veneziani guardano all'entroterra, si fanno costruire le loro residenze estive, che sono anche aziende agricole. Oppalala, e insieme alle scale c'è anche il padrone di casa. Conte Agostino dalla Zonca, proprietario di questa meraviglia. Sì. Ecco, la vostra famiglia si è sempre storicamente distinta per un certo mecenatismo. Cioè, qui voi avete accolto da sempre la gente che veniva da fuori. Una volta però erano grandi artisti, adesso erano grossi turisti. Sic transit gloria mundi. E il conte è fatalista. Da quando noi abbiamo comprato questa casa verso la fine del 1800, il mio bisnonno, che è quello che l'ha acquistata, ha sempre cercato di ricevere, di tenere, di far lavorare qui artisti, musicisti, scrittori, pittori. E in effetti la villa è piena di opere d'arte e la residenza è preziosa in sé. Una volta la risorsa economica era la terra. Queste ville hanno sempre rappresentato, diciamo così, il segno dei tempi. Adesso è il turismo. C'è una, come dire, una riconversione anche economica. C'è una riconversione economica. Queste case, che una volta erano solamente il centro di un'azienda agricola, da una conduzione a mezzadria sono diventate a conduzione diretta e molti dei nostri mezzadri si sono riacquistati la terra, giustamente, poi oggi stanno molto meglio, sono tutti quanti benestanti. Dobbiamo cercare altre fonti di reddito per la conservazione, diciamo, di questa struttura, e quindi per far questo abbiamo preso uno dei fabbricati di servizio, l'abbiamo trasformato in un relais che ci sembra abbastanza bello, nel quale noi poter offrire una ospitalità e contemporaneamente anche far vedere, visitare quello che ci sforziamo di conservare per i nostri nipoti. Cioè noi turisti godiamo di queste eccellenze. E il vostro contributo aiuta a mantenere e a conservare questa Ma in questa questo cosa. mondo senza i turisti, come potremmo fare? Guarda, abbiamo acquisito, una volta erano quelli del Grand Tour che arrivavano, no? Erano pochi ma buoni, adesso siamo tanti e meno buoni, però insomma il senso è quello lì. Quando lei legge nelle cronache, quando Byron è arrivato a Venezia, è arrivato con 8 servitori, 3 cani, un pappagallo, persino una scimmia, ha preso in affitto un palazzo. Oggi credo che un turista così non lo trovo, che venga qua con la scimmia e il pappagallo. Poi non so se augurarglielo. E quindi bisogna che oggi si accontenti di gente così. Accontentarsi no, neanche accontentarsi. Ogni cliente che viene qui è solamente il benvenuto. Ogni cliente che viene qui porta il suo contributo al mantenimento della cultura e di quello che è il nostro patrimonio culturale, più grande, più piccolo. Qui è una piccola parte del nostro patrimonio culturale nazionale, no? E questo, scusate, ma è stile, complimenti. Grazie a lei. Grazie.